senza dimenticare che però il sentimento religioso è assolutamente preponderante. Ovviamente continuate a lasciare i vostri segnali che per noi sono preziosi, sono anche testimonianze di fede di chi ha vissuto Sant'Antonio nelle diverse occasioni di una vita scandita anche da quelli che sono segnali attribuiti. C'è chi li chiama miracoli, altri magari risposte ad una richiesta che con la fede ha avuto il suo indirizzo e la sua forza. Da tanti posti d'oltremare ci state veramente mandando queste testimonianze e questi segnali ve ne siamo grati. Speriamo di trasferire davvero l'emozione che noi stiamo vivendo in questa speciale occasione qui ad Arbus. E intanto sosta di fronte a noi il gruppo Saggiara di Tuili, uno dei tanti gruppi presenti insieme a Selargius, a Lozzorai, a San Nicolò d'Arcidano, a Nuraminis, abbiamo visto Terralba, Nuragi Figus, Villa Speciosa, Guspini è presente con più associazioni, così come anche Portoscusa non ha fatto mancare la sua presenza, Samassi con Sant'Isidoro e Supotabi, e poi Villa Cidro, Serrenti, Gonnosfanadiga. Vedremo anche il gruppo San Biagio di Villa Sorre, poi Masainas, Serbariu, il gruppo Santa Giuliana, Settimo San Pietro, Dolianova, Maracalagonis con le due associazioni, una facente campo alla Proloco e l'altra che porta il nome di Sant'Antonio, e poi ancora, senza dimenticare nessuno, Arzana, quindi è presente anche l'Ogliastra, col primo gruppo folk nato proprio in questa parte di Sardegna, Serrenti e le due formazioni di Arbus, una che apre e una che chiude, quindi Sant'Antonio di Arbus che è nata nel 2006 e il gruppo folk Proloco Città di Arbus che invece è nata nel 2007. Insomma, tante presenze a costellare proprio questo percorso che non è solo identitario ma oggi è anche testimonianza di fede. Sì, assolutamente è testimonianza di fede, doverosa l'elencazione dei gruppi folk che partecipano a questa sfilata, sotto il nostro sguardo e sotto lo sguardo attento e commosso dei tanti pellegrini, dei tanti devoti di Sant'Antonio, per attendere il momento sicuramente più toccante, quello, come dicevi tu, di intronizzazione del santo sul cocchio. E dicevamo prima che questo cocchio, così come era in origine, questa è la tradizione rispettata, verrà trainato dai buoi, da questo bellissimo gioco di buoi, e ogni anno per qualcuno è un onore, è quasi un voto da sciogliere anche questo, accompagnare il santo in questa lunga processione. E così, testimonianza di fede che si raccorda a tante altre testimonianze di fede che tu stai raccogliendo attraverso i messaggi, le testimonianze che ci vengono anche da luoghi lontani rispetto ad Arbus, dove stamattina ci troviamo. Giuliano, io adesso ti faccio una piccola domanda. Questo per te è il tuo secondo anno ad Arbus. Sai, la cosa